Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Benvenuti e bentornati a Senz'altro Domenica qui su Radio Bella e Monella, sempre in nostra compagnia Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Perché quando ci sentite vuol dire che è domenica. Beh, certo, domenica certo che sì, mattina, certo che ma sì. che 26 bello. gennaio precisamente. Oggi 26 gennaio, tra l'altro oggi è una giornata particolare perché non so se sapete che non molti anni fa, quasi un centinaio di anni fa, insomma, il 26 gennaio del 1917 Più di un centinaio di anni fa. sì, quasi un centinaio, nel senso un po' più di 100, è no, vero, hai però dice ragione. quasi quando stai per raggiungere, ma Vero, se giustissimo superi- anche se questa su- cosa. Ascolta, Marco Gaetano sei ignorante, è inutile che non ho fatto i conti. Certo, dai. allora vediamo se sono ignorante. È giusto che vi porto questa notiziona. Sì. Anche il 26 gennaio del 1917 Giuseppe Ungaretti, che Quello tu di sai- Avia, quello di Avia. No, quello della via, sei un È poeta, non sei poeta. a cui hanno intitolato una via. Poi l'ignorante sono io. Però c'è anche la via. compone il capolavoro Mattina, il cui testo è il seguente: mi illumino d'immenso. Fine. Cioè, dopo? capito? Basta, fine. Basta, finito. Mi illumino d'immenso. Ma vedi che alle volte non serve dire tante parole per però- cogliere la vera essenza delle cose, bastano poche parole. Pochissime parole. Ad esempio, Pippo, come Sì. potremmo descrivere il modo migliore per passare la domenica in nostra compagnia? 2 ore in compagnia del vostro unico duo che è un trio preferito, con tanti ospiti, quiz, rubriche, curiosità. Il modo perfetto per iniziare questa giornata e concludere la settimana e avere la carica per sorridere nei prossimi giorni. Il tutto qui su Radio Bella e Monella. Sì, vabbè, Troppo lungo, troppo basta lungo. lungo, No, basta bastano lungo. 2 parole per descrivere tutto ciò. Senz'altro domenica! Che cos'è che ci fa alzare la domenica mattina? La gioia di venire qui a Radio Bella e Monella e ridere insieme, perché a Senz'altro Domenica l'obiettivo ride. dovrebbe essere quello di far ridere, Ma no? onestamente sì, è la sì. sveglia che mi sveglia e mi obbliga a venire, perché io onestamente ma la poi- domenica mattina dormirei un po' di più. Poi ho un grande piacere di esserci, per sì, carità. Poi Però accadono delle cose divertenti, no? Tipo stamattina ero in bar a fare colazione, è successa una cosa meravigliosa. Entra un signore abbastanza attempato e anche un po'... Un vecchio. ma no, beh, ma non è educato dire un vecchio. con una bella pansetta anche un Ma po'. guarda che vecchio roba. ciccione. Ma per piacere. E allora entra e con un tono di voce altissimo dice: e ora te me fai un tramesin col pan biscotto e una spremuta con tanta schiuma. Scusa. Che roba è? Ma cos'è un travesì col pan biscotto? Dopo un secondo di silenzio tutto il bar inizia a ridere. Beh, immagino. grande. E ho pensato che è proprio bello ridere quando meno te lo aspetti, no? Sì. Tipico esempio quando te vedi uno che casca, no? Non si fa, però Lo divertente. so. E uno che fa una caduta, o come diciamo in Veneto, un ramenotto, una mina per terra, un rabattone. Una mina per terra non me la ricordo. Ma vi siete mai chiesti perché ridiamo in quelle circostanze? Vabbè, io lo so, io ho studiato Perché? un sacco di Perché? volte. Spiegalo, spiegalo. Allora, diciamo così che è anche, come dire, la teoria dell'incongruenza, come possiamo Bravo, definirla. l'effetto sorpresa, Esatto, cioè il cervello, voglio dire, si diverte quando accade un imprevisto che cambia un Esatto. po' il flusso che ti stai aspettando. Quindi l'uomo che sta camminando cade, è un rovesciamento del piano e sono una Bravo. cosa che fa ridere. Sì, se che capita a st'altri, però. Certo. È la teoria di accancaraggine, no? Dell'incongruenza. Questo è vero. E poi c'è un filosofo, Thomas Hobbes. Certo, che tu conosci, no, l'inventore Pippo? dello Stato moderno. Ma come ragazzi lo sto studiando in questo momento. Eccolo là! Sì. Che spesso quando Non capitava vi dico di perché, ma lo sbagliare. sto studiando. Hobbes è famoso anche perché quando sbagliava una roba si diceva Ops, l'ho sbagliato. No, Da quello qui- non è Hobbes, Ops. Lui diceva che quando uno cade c'è la teoria dell'euforia sociale, cioè inconsciamente ti senti superiore, quindi ridi perché te sei più fortunato da che sfiga che sei cascato. Esatto, e sapete che quando cade Hobbes cosa dice? Ops, è caduto. Sono caduto. E l'altro motivo invece è la disinibizione emotiva, cioè ridi per cadute perché non hanno conseguenze gravi, quindi la risata diventa un modo per alleggerire la situazione. Sì, è vero. un Hai po' studiato. Bravo, Stamattina bravo. hai studiato. A Ho partire studiato. dal vecchio ciccione, tu hai studiato. No, ma perché non devi dire vecchio E allora ciccione? rimanete con noi qui a Senz'altro Domenica per continuare a ridere gratis con Marco e Pippo, l'unico duo che è un Trio!
Senz'altro domenica, sezione politica, perché sapete che la domenica mattina qui si fa politica, ma la politica vera, la politica vera con un assessore vero. No, oddio, questo no, Questo non lo Marco, so. questo Diciamolo, non è diciamolo, l'introduzione, no, diciamolo che non è vero. L'assessore Ciano Contin torna a trovarci anche Bentornato, oggi. bentornato. Senz'altro, ciao ragazzi, ciao persone all'ascolto, buona domenica. Buona domenica a lei. Senta, abbiamo seguito il dibattito sul rinnovo del terzo, anzi quarto mandato del caso Zaia. Bravissima. No, bravissimo. Sì, allora Luchino si è preoccupato un po' perché Sì, insomma. non ecco. siamo in confidenza. Ho capito, però ok, istituzionalmente il presidente. Il presidente Luchino mi ha. Allora, da dove nasce il problema? Dal fatto che mica è godito del no per sostituirlo. Ecco, questo è il vero problema. Scusi, questo è uno scoop. Cioè, quindi l'hanno proposto a lei? Senz'altro, ma ragazzi, no, ho tempo di fare il governatore. Scusi, dai. sa che secondo me lei prenderebbe tanti voti davvero. È una possibilità molto concreta. Allora, io mi rendo anche conto che su 5 milioni di abitanti che siamo in Veneto, l'unico altro che potrebbe fare il governatore sono io. Ne sono consapevole. No, ma scusi, ma non è un po' svilente per tutti gli altri. Però, ragazzi, troppe robe piantate. Adesso go a Sagra da Come la Sagra? Capito, ma organizzare, ma tra 5 Sagra anni delle di cose più governatore importanti, o la Sagra. Sì, scusi. ma come faccio? Lascio Renzo De Aproloco da solo, ragazzi. a Scusi, organizzare tanto tutto. chi è Renzo De Aproloco? Renzo De Aproloco, come chi è? Non si domanda chi è Renzo De Aproloco. Vabbè, non che si impegni domanda. ha Renzo De Aproloco? Renzo De Aproloco che sta Drio a Sagra e dopo inizia Carnevale che i cari mascherati come femo a Renzo De Aproloco a gestire tutte le compagnie. Dai, no, vabbè, però insomma. che muovu anche l'insediamento di Trump poco tempo fa, poi ha detto c'entra? è ancora là. È Renzo De Aproloco che ha seguito tutta la logistica. Ma scusi, Renzo De Aproloco gestisce la fa tutto. logistica dell'insediamento di Trump. Ha gestito, adesso si sta organizzando per il Super Bowl. lui però. Renzo De Aproloco fa logistica, ragazzi. Chi c'è che ha da Grandissimo farla Renzo se De non fa? Le se non Proloco fa- lavorano bene, ragazzi. Ma Esatto. allora, a questo punto perché non chiede direttamente a Renzo De Proloco di fare il governatore del Può Veneto? essere una Bravi, sento che te gara sono, non avevo mica pensato a questa roba qua. penso fosse ironico, Marco. Ma che no, dopo facciamo Luca e metto in contatto. Però che dico che io chiamo a domani perché oggi è il garraduno degli alpini. Oggi. Forse è meglio che io senta fra 3-4 giorni. Sì. Però bravo Marco, bella idea. Guarda che in mente il slogan. Vai. Se vuoi governare pa' un bel tocco, vota Renzo De Aproloco. Sempre Radio Bella e Monella, sempre Senz'altro Domenica, sempre Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. E anche oggi, anche questa domenica, noi vogliamo riscoprire tutte quelle notizie che noi chiamiamo fuori tempo. Esatto, c'è Cioè, anche la quelle sigla. Notizie fuori tempo. Non era quella la notizia, non era quella la sigla, ma sono quelle notizie che in qualche modo sono successe molti anni fa e che non sono state commentate perché non c'erano i social, insomma. E allora lo facciamo noi. Bravissimo. Parte da un desiderio, ragazzi, io voglio d'estate. No, Io voglio d'estate. Siamo ancora nel pieno È dell'inverno. ufficiale, è scaduto il tempo che il mio corpo concede all'inverno. Basta, non ne certo. posso più. E so che a molti il freddo piace. A me no, io voglio caldo, zanzare, che robe, umidità. Ma insomma, Tacchenzza, non so come si dice Tacchenzza. tacchenzza. Sì. L'essere tacchente. Da questa voglia di estate mi è venuta in mente la notizia fuori tempo di oggi e andiamo indietro 64 anni fa. sì. Gaetano c'era già, No, ma non noi c'ero, no, non noi c'ero no. ancora. Non c'erano neanche i social, la commentiamo oggi e conoscete Salvatore Cortese? No, Salvatore Cortese no. Gae, ti aiuto, è nato a Napoli come te. No, ma ancora questa storia, non sono nato a Napoli. Vabbè, Salvatore Cortese si occupava di attrezzature per i bar. ok. Un giorno un cliente gli chiese aiuto per progettare una macchina che ci piace tanto. Cioè? Il granitore verticale con completa esposizione del prodotto. Non serve che vi spieghi cos'è. Andiamo No, mi sa di sì. Scusa, il granitore mi dà l'idea di cosa possa essere. Ma Allora, parliamo di quello che mia nonna chiamava granata. Ho avuto una granata, amore mio. Che pensavo che mia nonna volesse Ho capito. farmi esplodere. No, ma lei credo. intendeva la granita. ok. certo. Salvatore Cortese inventa la macchina che fa le granite, quella che vediamo ancora bellissimo. oggi. Cioè, quel tubo con la roba, con la palla che gira, verde, bellissimo. bianca, gialla. No, meraviglioso. Tre gusti che c'hai Sì, vabbè, quello sì, cioè, insomma, grazie Salvatore, grazie. E è stato proprio lui a inventare e poi a brevettare la macchina, un successo mondiale. certo. E allora ho pensato che noi, anche se siamo veneti, dobbiamo fare però un applauso a una regione in particolare quando si parla di granite. Sì, è vero. La Sicilia, la Bravo, Sicilia. bravo. E allora, se siete stati in Sicilia sapete di cosa parliamo. Se Sì. non ci siete ancora stati a mangiare una granita, comprate il biglietto, partite oggi stesso, dai. mangiate granita e brioche e poi fateci È vero, sapere. bello, bellissimo, Sai che è bellissimo. venuto anche a me un po' di voglia
voglia d'estate adesso. Sì, un po' sì, sì, un po' sì. sì, un po' sì. E comunque, ragazzi, cito Andrea Camilleri. Scinni individuò un bar, s'assittò un tavolino all'aperto, ordinò una granita di caffè e una brioche. E se non avete letto Camilleri, cominciate a farlo oggi stesso. Mentre siete in aereo per andare in Sicilia a mangiare una granita. Bravo! Bravo. È il momento di Speedy Book, il bignami Bravo. dei libri, rubrica curata da Gaetano Rocco Guadagna. Bravo, perché tra le tante cose belle che fa la lettura, forse non tutti sanno che leggere può farti guadagnare molti più soldi. Come, scusa? Aspetta, perché adesso cominciano a leggere tutti. Esatto, Spiegami sta cioè, roba. leggere significa accumulare conoscenze, Sì, giusto? sì. Il che ti permette, ad esempio, anche di poter guadagnare di più nel tuo lavoro. Sì, di essere più intelligente, più Certo, performante. certo. No, non è proprio No, guarda, ad esempio Jeff Bezos, che è Amazon. sì, il fondatore di Amazon, il terzo uomo più ricco al mondo, personaggio noi, di grande dopo noi. successo, una moglie gnocca, insomma, cioè, legge almeno 2 libri al mese, che il più delle volte ha scritto lui e che vende anche su Amazon. Per cui, ragazzi, è una se passi. Comunque, noi allora. Carissimi poveri all'ascolto, Sì, leggere fa guadagnare più soldi. A Bezos. Sì, a Bezos, esatto. Ma il più delle volte non abbiamo tempo, nessuna paura, quindi noi torniamo qui con la rubrica Speedy Book per chi per leggere non trova nella sua giornata neanche un book. Il capolavoro di oggi è Il nome della rosa. Osa. Perché? Scritto non a caso da Umberto Eco. Ecco. Ecco, questa vago via. Nel 1327 un giovane monaco, Azzo, Come? scritto Azzo ma si legge Azzo. Azzo, infatti Azzo accompagna il suo maestro Guglielmo da Baskerville in un monastero isolato per risolvere un misterioso omicidio. Passava un azzo di nessuno su quelle parti. Guglielmo è un super detective, tipo la signora in giallo, meno signora però, tipo un tenente Colombo meno rimbambito, e tipo Grissom di CSI con molte meno puntate però. Vabbè, Guglielmo da Baskerville, che è talmente intelligente che scopre subito, dopo 626 pagine, ma scopre subito che dietro gli omicidi a catena c'è un complotto segreto legato a un libro maledetto che potrebbe distruggere la chiesa, ideato da un monaco, Jorge de Burgos, disposto a eliminare chiunque avesse cercato di leggere quel libro. Che ansia, Gaetano. Sapete cosa ha risposto uno dei protagonisti? Azzo! Che storia complicata. Esatto. E non bastasse, praticamente verso la fine del libro muoiono praticamente tutti, compreso l'assassino, e nel monastero, come se non bastasse, si propaga un incendio terribile che distrugge tutto. Ma dai. Guglielmo e Azzo riescono a fuggire, ma la loro esperienza li segna profondamente. Esatto. Questo libro lascia spazio a riflessioni sulla tensione tra ragione e fede, ma ci insegna soprattutto che non bisogna mai entrare in una biblioteca medievale senza aver letto il piano di evacuazione. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Però posso dire, da tutto questo riassunto, salvo il fatto che il messaggio di oggi è che leggere fa guadagnare più soldi. Bisogna che scriviamo un libro, Pippo. No, ne abbiamo scritti 2. Vabbè, ma non siamo diventati ricchi. dobbiamo cambiare il nome al personaggio. Cioè, tipo non lo so. Come facciamo il prossimo personaggio? Dai, proviamo a buttare giù un nome. Mi vuole idea. Dai, Vai. dopo Azzo. Inchia. Carissimo Pippo, torna per fortuna, perché non vedevo l'ora, il quiz che più preferisco, perché è il quiz dove riesco in qualche modo a eccellere anch'io, ed è il famoso Cazzo c'entra. Cazzo c'entra C'entra. Non pensiate sia una parola di Marco ci indubbio insegna, gusto. bravo, ci insegna che è una parola nata da? Beh, questa allora, se vi siete persi le puntate precedenti, sappiate che cazzucento è una parola micenea che No, significa scusa, non attinente. No, scusa, se è un'altra civiltà ancora, non era micenea la volta scorsa. Sì. Assira, babilonese. Come funziona il gioco? Come funziona? Bravi, ve lo spiego. Proseguiamo su quei filmetti, quei serie TV anni 90 che tanto ci piacciono. Vi dirò una serie di personaggi di quella serie TV e se ne sentirete uno non attinente dovete interrompermi e dire cazzo c'entra. Parola, Ok. ricordiamo. di Parola, origine micenea. Micenea. Oggi Ma ragazzi, micenea. oggi c'è un tritico Vai. molto bello, ma anche un po' complesso. Perché i film ce li ricordiamo, ma i personaggi non lo so. Vai. Supercar. Supercar, sì. Allora dai, iniziamo proprio col botto. Vai. Michael Knight. Vabbè. C'è. C'è. King. BB King. Aspetta, cazzo c'entra? Ma anche King secondo me, perché non era Kit? Ma devi dire cazzo c'entra. Cazzo quindi- c'entra, no, cazzo siete c'entra. pari, Era Kit, non Era King. Kit, infatti. E BB King non c'entra Non c'entra niente neanche io. assolutamente. Devon Miles e Miles Davis. No, chi è cazzo c'entra? Miles Davis non c'era ancora. No, Miles Davis e BB King non c'erano, bravi Ma però. scusa, bravi. e Bonnie?
sai che Vabbè, era ho capito, ma vabbè, adesso mica tutti, dai. MacGyver. MacGyver le so. difficile. Era, per chi non se lo ricorda, era quello che faceva un elicottero usando un fiammifero e una graffetta. Praticamente sì. No, però non è facile ricordare i personaggi. Io li so perché li ho letti. certo. Allora, Michael Knight. No, che cazzo c'entra? Cazzo c'entra? Perché? Michael Knight era in Era quello su prima. Supercar. Il Bravi. Angus MacGyver. Questo c'è. Che sbaglia riga, Marco. No, ve l'ho Questo messa c'è, così. Angus MacGyver c'è. MacGyver, Peter Thornton e Sì. Billy Bob Thornton. Ah, cazzo c'entra? Allora, coso là, Peter Thornton c'è il direttore delle operazioni della Phoenix Foundation. sì. Poi c'è Murdoch. No, cazzo c'entra? Lo A-Team. sapevo. E invece c'era Murdoch. No, davvero? Eh sì, era uno dei più acerrimi nemici di MacGyver. No. Ma non è il Murdoch, Non è il Murdoch di A-Team. No, dell'A-Team. La La signora in giallo. Oh, la signora in giallo, vai. Attenzione, la proclamata a maggio 2024, ricordiamolo da Papa Bergoglio, la santa protettrice delle pompe funebri. Jessica Fletcher. C'è. Amos Tapper. C'è. Howard Cunningham. Ah, cazzo c'entra? Questo qui era gli Però Happy Days. è lo stesso attore, però. È vero, sì. Seth Hazlitt. Sì. Mort Metzger. Cazzo c'entra? Cazzo c'entra forse? Ah, non lo so, chi era? Ma Chi era? è lo sceriffo di Cabot Cove, successore di Amos Tapper. No, infatti. E quindi è un pareggio. E quindi è un pareggio Grande anche Pippo. oggi. Però siamo tornati mentalmente agli anni 90. Ritorniamo qui a Senz'altro Domenica, sempre su Radio Bella e Monella per la seconda ora di Senz'altro Domenica. Applauso! Quante cose andremo a conoscere e a scoprire nella seconda ora? Quante risate Quante? ci faremo insieme? Non lo so. Ah, lo so, se non lo sai, Ce lo devono dire loro che ci certo. ascoltano da casa. Dicetecelo voi. Dicetecelo. Io so che siamo proprio nei vostri pensieri ed Sì. è bellissima questa cosa. Noi riceviamo un grandissimo affetto. Ormai è Vero, verissimo. ci stiamo avvicinando al nostro primo anno qui a Radio Bella e Monella e iniziano a riconoscerci qui, ad esempio, anche in Guardiola. Iniziano a dire: ah, ma siete Sì, potete salire, potete salire. E insomma è bello essere nei pensieri di tanta gente. E allora salutiamo tutti quelli che ci salutano, ci abbracciano, vogliono una foto insieme, tanti che ci scrivono. Vero. E salutiamo in particolare uno che dopo aver fatto una foto mi ha scritto proprio personalmente. Chi è? Il comune di Taglio di Po. Prima ha fatto la foto. Sì, immagino. Poi ha scritto. Immagino. Ha imbustato il tutto. Oh, con la caspita. lingua ha chiuso la bustina Mamma mia. verde. Verde, E bella, poi accetta anche per il colore. consegnarmela hanno voluto anche il mio autografo. No, ma che fan di Marco. bello, Sì, bello. Grazie Comune di Taglio di Po, sono commosso. Amiche e amici di Taglio di Po, quest'anno lo sfalcio erba lo pago io. Allora, scusa però Marco, scusate ascoltatori, amici ascoltatori, però Marco, io non penso che riusciamo a fare la trasmissione così, Ma non sapevo cosa fare, Gai. Ti prometto che mio nonno non disturba. Se parlo qua siete tutti quanti qui. Sì, allora appunto Però quello- qua, nero. non Quello si non deve devi avvicinare al microfono cortesemente, questo non lo deve fare. Ma la badante aveva un giorno di riposo e quindi salutiamo mio nonno che è qui. viva. Però questa è Radio Verità, ragazzi, è Radio Verità. Va bene. Salutiamo i nostri ascoltatori, nonno. Chi? Dai, portami a casa, Marco. A che ora vuoi farmi mangiare oggi? No, Siamo è ancora presto, manca ancora poco. Sì, Marco, facciamo così. Visto che è qui, mi viene un'idea, sfruttiamolo perché è sempre bello, no, il confronto tra generazioni diverse, no? Sì. Che messaggio, tipo lei, signore Eligio. che messaggio vorrebbe dare ai giovani d'oggi? Niente bene. Sono presi. Se sono presi come mio nipote non c'è speranza. No. Stai parlando di me? No, Titi, ormai ti si è perso da anni. Infatti. Sono preoccupato per Mattia, mio nipote che ha 20 anni e che ha trovato una morosetta che non mi piace niente. Spero che cambi idea Ma perché se no. te l'hai vista un giorno a pranzo di Natale? E me se bastava vederla che giorno là, dai. Noi siamo gente alla buona, mi pare che sia andato a incatellarsi con una troppo complicata. Incatellarsi. Cioè, ad incastrarsi. Con una perché? troppo complicata. Ma perché dice così? Il Non è- pasticcio gassa là perché c'è la besciamella, io preferisco evitare i latticini. Se non può mangiarli? insomma. E rosto gassa là, non sono vegetariana ma preferisco evitare la carne rossa. vabbè, insomma, E a niente. frittaia gassa là mangio solo uova di galline allevate a terra. Dove ho avuto che teniamo in camera noi altri. Per te sono. Ma sì, ma nel senso che lo intendeva. Vabbè, comunque mi pare esagerato. In effetti, sì. Neanche il tiramisù non ha mangiato. Amo il cioccolato ma preferisco evitare i dolci. Ah, E io il caffè dopo divento nervosa, preferisco evitarlo. Pensa se no, bevi il caffè sta qua.
A un certo punto non mi sono tenuto che godito. Cosa sei venuta a fare a pranzo? Prossima volta, che spero non ci sia, vieni direttamente dopo pranzo verso l'una. Vieni. Verso l'una? Se magna, prestin se magna. Scusi, ma cosa ha fatto sta ragazza durante tutto il tempo? Al telefonia stava. Le ho anche domandato cosa stai cincionando tutto il tempo col telefonino. Cincionando, stando lì a perdere tempo. E mi ha detto sto facendo delle storie anche sul telefonino. Quante storie può mangiare tutto il tempo anche sul telefonino. Non erano quelle storie, vabbè. Quindi qual è il messaggio che vuole dare ai giovani e in questo caso a Mattia, suo nipote? Scampa, che hai 20 anni, figatesi in tempo, scappa da quella là. Si parlava prima di lettura, non so se vi ricordate che leggere rende ricchi. Questo ti è rimasto in testa. Ti è rimasta in testa questa cosa. Cioè, la cultura non ce ne frega. Che uno abbia messo il dubbio che leggendo si possa diventare ricchi. Questo ce lo ricorderemo per sempre. Esatto. E diamo via la rubrica Goletto una roba. Sì, no, allora perché anche questa di Gaetano. sì, perché sono l'unico che legge. No, in realtà è una cosa che piace a tutti e tre. Allora, è un periodo che ho deciso di investire del tempo e anche delle risorse economiche, mi pare anche ingenti, visti i conti, però per formarmi e specializzarmi su uno degli argomenti che mi è sempre piaciuto tantissimo. Che sapete qual è? Allora sì, ma ne parliamo dopo le 23:30. No, non è quello, è un altro. argomento. Il linguaggio non verbale, il linguaggio del corpo, certo. Mamma, quanti linguaggi non verbali mi hai presentato tu. Evviva il linguaggio non verbale. Io mi sono iscritto ad un master in analisi scientifica del comportamento non verbale. Sto leggendo un sacco di libri che mi piace tantissimo. Uno su tutti è So a quel che pensi. So a quel che pensi. Ma è scritto da. Ma se non verbale, non si può scrivere. Ma lui è scritto da un tedesco che si chiama Thorsten Allora so a quel che pensi. So a quel che pensi, che è un illusionista, un mentalista tedesco. Lui molto famoso in Germania, qui da noi un po' meno, ed è noto per le sue capacità di leggere nella mente delle persone, manipolare la percezione umana, certo. Che non è magia, alla fine. No, non è magia, è scientifica lettura e analisi, ad esempio, del linguaggio del corpo. Cioè, tipo, c'è un modo abbastanza affidabile che sto imparando per scoprire in che mano viene nascosta una moneta. Ma dai? Sì, perché infatti è il corpo stesso, attraverso alcune parti del corpo, adesso non sto a spoilerare, che ti dice esattamente dove, non solo, che ti dice esattamente dove è orientata, insomma, dove è la mano che nasconde la moneta. Dai. Molto bello, quindi ho iniziato a leggere. Col bancomat? No, non funziona col banco, non funziona con i pagamenti elettronici. Ma non è questo il senso. È un metodo non tracciabile, dai, diciamolo. Ma non è questo il senso di quello che volevo dire. Comunque ho iniziato a leggere anche le micro e macro espressioni, insomma non mi interessa. Sì. Siamo abbastanza trasparenti, devo dire. Allora, io vi leggo un piccolo estratto di questo libro che, come abbiamo detto, si chiama So quel che pensi. So a quel che pensi. Volete sapere cosa pensa chi vi sta di fronte? Sì. Vi piacerebbe capire quando qualcuno vi sta mentendo? Sì. Desiderate vedere anche quello che non si può vedere? Sì. Allora sappiate che per leggere nel pensiero degli altri non serve avere capacità paranormali, ma soltanto un'attitudine all'osservazione. Se riuscite a osservare le cose senza pregiudizi, impresa assai difficile che necessita di un intenso allenamento, imparerete a vedere il mondo per quello che è e potrete misurare le vostre percezioni sulla base del loro effetto. Bellissimo. Io sto guardando Pippo e ho capito una cosa: il blocco è finito qui. Bravissimo, come hai fatto? Osservazione. Ridendo e scherzando siamo giunti già a 3/4 di Senz'altro Domenica, perché qui le domeniche mattina su Radio Bella e Monella volano. A 3/4? A 3/4. Ma non è possibile, mi pare. Non è possibile. Bravo Pippo, non è possibile o non è possibile, è proprio il titolo della prossima rubrica. Che rubrica è? È una rubrica nella quale io ho raccolto delle notizie che una volta lette, cioè l'unica reazione che verrà spontanea sarà dire no, non è possibile. Sentite un po', argomento scacchi. Sì, scacchi. Cioè è possibile vincere una partita di scacchi in sole 2 mosse. Ma no, ma non è possibile. E invece sì, perché questa serie di mosse, cioè 2, è nota come matto dell'imbecille. Sento di parlare di sì, esatto. Ma sempre per gli scacchi esistono due mosse. Ma scusa, ma se gli esperti dei scacchi o sa appena uno inizia a muovere lo sgama subito. Ma probabilmente se è il matto dell'imbecille vuol dire che non sei un esperto dei scacchi, l'altro. Esatto. Tipo se gioco io, per esempio. Esatto. Esistono più possibili partite di scacchi che atomi nell'universo conosciuto, osservabile. No, questo non è possibile. E invece sì, perché pensate che dopo 5 sole mosse per parte
si sviluppano 69 bilioni 352 miliardi eccetera eccetera di partite possibili. Già o te vinci in domosse o te non ti finisci mai. Esatto. Si dite questa invece, cartoni animati. Sì. Ariel della Sirenetta avrebbe dovuto avere i capelli ricci, ma la tecnologia non era ancora abbastanza buona quando il film è stato realizzato. Possibile? Sì, bastava fare. probabilmente no, e quindi le hanno fatti i capelli era diversi. uno che faceva. Vabbè, non so. Ma questa è ancora più strana perché il Re Leone, cioè il ruggito di Mufasa quando salva Simba e Nala dalle iene, è stato realizzato grazie a una combinazione del suono di un grizzly, di una tigre e di un F16. No, ma non è possibile. Invece sì, un davvero, F16. sì. Che bello, ho salvato le tigri. Scusa. Beh, l'ultima. Può risultare difficile distinguere gli esemplari maschi da quelli femmina di iene. I loro apparati sessuali sono molto simili perché il clitoride delle femmine è talmente grande che può sembrare un pene a prima vista. Vabbè, qua dipende quanto. Secondo me è vero, forse c'è proprio per quello che ride tantissimo. Ragazzi, ho una statistica che secondo me vi piace. Sentiamo. Cioè? Quali sono gli sportivi più pagati di sempre? Ad oggi. Proprio gli sportivi più pagati di sempre. Vediamo i primi tre se li indovinate. Allora, credo un Beh, Cristiano Ronaldo, credo ci sarà. C'è nella top 3. Beh, Sì. considerando anche sponsor. Tutto. Vabbè, che Dai, sai, Michael Jordan, magari in America, Michael Jordan è al primo posto. Ti viene in mente quello in attività, però Michael Jordan. Attenzione, c'è un altro famosissimo. Tiger Woods. Bravissimi. Li avete beccati. È Quindi perché il golf paga un Michael sacco. Jordan, Tiger Woods e sarà Cristiano LeBron. Ronaldo. È Cristiano Ronaldo? Terzo LeBron, posto. LeBron è al quinto posto. Messi, ancora cioè Messi. Messi al settimo posto. Ma Sì, scusami, sì, giusto per capire, il testa alla classifica quanto guadagna? Allora, Michael Jordan ha guadagnato e sta guadagnando tuttora 3,75 miliardi di dollari. Cioè, scusami, in generale o all'anno? No, ha guadagnato. È quanto guadagnato. hanno guadagnato? 3,65 miliardi di dollari. 75. Cioè, ma manca 60, manca se cavemo 10, cioè comunque sono tantissimi. Tiger Woods 2,66, Cristiano Ronaldo 1,92, Arnold Palmer, un altro golfista 1,76, via così, ecco. Però voglio sapere gli altri, che sarà un No, un Federer. ma c'è uno che rende tutti questi poveracci. No, Sì. no, chi è? Perché io vi ho detto, chi sono gli sportivi più pagati di sempre? Manca il primo, ragazzi, il primo fuori proprio quota da questa Cioè? lista. Si chiama Gaio Apuleio di Ocle. Ma chi E era un campione portoghese del ma del secondo cosa? secolo d.C., esperto nel guidare la quadriga. Che era un carro con 4 cavalli. Sì. E era famoso e celebre anzi per le sue vittorie all'ultimo secondo, e lui le faceva proprio all'ultimo metro per far osannare la folla in questa vittoria. Il totale delle sue vittorie oggi avrebbe raggiunto la bellezza di 15 miliardi di dollari. 5 volte più di Michael Jordan. E non vendeva neanche scarpe, capito? Incredibile, grandissimo. Dei sandali vendeva all'epoca probabilmente. C'erano gli Air Gaio Apuleio di Ocle. Comunque, insomma, questa storia mi fa esclamare una cosa: evviva la quadriga E che Dio la benedica! Marco, volevo fare un saluto ai nostri amici del gruppo WhatsApp Amici del Prosecco. Ciao Tosi! Ciao ragazzi! Perché adesso parleremo di sana alimentazione. Ma è una cosa che a quel gruppo non interessa assolutamente nulla. Esattamente. Però magari interessa alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Allora abbiamo intervistato un ospite oggi straordinario, il dottor Amedeo Damagnare. Oh, un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori e anche agli amici del Prosecco. Questo amici del Prosecco fa riderissimo. Bello, questo Lei è nutrizionista. Sì, sì. Partiamo subito con un argomento importante. Sì, voleva parlarci di grasso in eccesso. È un tema molto. Il grasso in eccesso mi fa ridere tanto. Bello, questo È un argomento delicato. Allora, il concetto di grasso, prenderlo con leggerezza. Bravo. Il concetto di grasso è un concetto sbagliato di sua natura. Sai, perché come dico sempre, se la prova costume non va bene, prova un costume più grande. Però questo non fa ridere. Va detto invece che c'è grasso e grasso. C'è grasso e grasso. Perché ad esempio alcuni uomini magri
che hanno però una bella panciona, che pare che abbiano mangiato un'anguria intera, però perché? Perché? Allora, il primo consiglio che do come nutrizionista è il seguente: l'anguria non va mai mangiata intera, mai, va sezionata dadini, cubetti, oppure delle fette non credo bisogna studiare, però bravo. Ma parliamo un po' di grasso. Bravo. Perché invece altre persone hanno il grasso distribuito in maniera più uniforme su tutto il corpo? Sì. Perché? Perché quelli che in Veneto noi chiamiamo fonfi, tracagnoti, fissi, fissi, tracagnoti. Ma non mi fa ridere. Cosa fa ridere? E perché invece altri lo sviluppano? Anche. Domandiamoci perché altri invece lo sviluppano in maniera più massiccia su tutto il corpo. Quelli che invece noi chiamiamo scioponi in Veneto. Cosa fa ridere? Perché siamo diversi? Questa è la domanda. Perché siamo diversi? Ma quindi come possiamo gestire questo grasso in eccesso? No, arriviamo al dunque solo se mettete un bel like sul mio canale YouTube per seguire tutte quante. Lo faremo, dottore. Fatelo adesso, pagare denaro, vedere cammello, mettete subito. Vabbè, lo mettiamo, eccolo qua, guardi. L'ho fatto, ecco, ci dica del grasso in eccesso, come gestirlo? Serve un parere tecnico su misura. Abbiamo chiamato lei. Sì, certamente, questo fa ridere. Volete approfittare di un primo consulto gratuito? Perfetto, mi trovate su Groupon, meno 5% extra se porti un amico grasso. Ma che amico grasso? Ma non si dice. Ma cosa fa ridere? Sì. E non perdete il mio ultimo podcast #efasoi, parole chiave per la tua alimentazione. Arrivederci al dottor Amedeo da Magnare. E anche oggi, senz'altro domenica, è arrivato alla conclusione. Che peccato. Ci stavamo divertendo. Ma non è un peccato, Pippo, perché tanto questa puntata si può riascoltare. Assolutamente sì. Prendere il podcast, voce del verbo. Sai che me la sono persa? Vabbè, ma non è che ogni volta la voce del verbo di podcast cambia, però comunque il concetto rimane che se voi volete riascoltarvi la puntata, questa o anche quelle precedenti, potete andare sul nostro sito www.marcoepippo.com o sul sito di Radio Bella e Monella e cercare Senz'altro Domenica, il podcast. Ma in chiusura di puntata a noi piace sempre fare una citazione. Allora vai con la citazione di oggi, Gaetano. La citazione è di James Joyce, che dice: la vita è come un eco, se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. Bello. A domenica prossima, sempre qui su Radio Bella e Monella con Senz'altro Domenica.